I carabinieri della stazione di Bova Superiore hanno tratto in arresto il ricercato Giovanni Zema, 62enne del posto, dando esecuzione ad una richiesta di estradizione presentata dall'autorità giudiziaria svizzera. Zema è sospettato di efferati delitti commessi negli anni '80 nel territorio svizzero, tra cui una rapina a mano armata e un omicidio. Il presidente del Senato della Repubblica, Renato Schifani, è arrivato questa mattina a Crotone per due iniziative. Alle 11 è stato ricevuto nella sede della provincia per un saluto istituzionale. Si è poi spostato intorno alle 11:30 presso l'auditorium dell'Istituto Sandro Pertini, dove ha tenuto una lezione per i 150 anni dell'Unità d'Italia ai giovani studenti. Ieri pomeriggio il Movimento Noi Sud ha indetto una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il vice ministro degli esteri Enzo Scotti, fondatore dello stesso soggetto politico di cui è anche presidente. Nell'occasione è stata sostenuta la candidatura a sindaco di Catanzaro di Michele Traversa. Il campionato di Serie B-Win scende in campo per la 35esima giornata, 14esima del girone di ritorno. La Regina ospita il Granillo e il Cittadella, calabresi in corsa per un piazzamento nei playoff, veneti ancora in lotta per evitare la retrocessione in Lega Pro. Allo stadio Scida di Crotone, la formazione di casa, reduce dalla vittoria di misura nel recupero contro l'Ascoli, riceve il Frosinone e vuole concedere il bis ai suoi tifosi.